Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Napolitan Power Podcast. Oggi abbiamo ragazzi e ragazze un ospite davvero d'eccezione, un musicista, un session man, un didatta, un batterista che veramente ha fatto la storia del Napoles Power, del Napolitan Power. Non mi dilungo in ulteriore presentazione, ecco a voi, Freddy Malf. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Mi racconti che cos'è per te il Napolitan Power? Cioè, se tu dovessi dare una definizione di Napolitan Power, visto che siamo sul Napolitan Power Podcast, che vuol dire Napolitan Power? Un movimento musicale, perché è nato grazie ai vari personaggi come James, hanno fatto la rivoluzione della musica diciamo in Campania. Sì. Lui veniva già dall'esperienza dei showman. Mhm. Perché tutto ciò? Perché sia lui che Mario Musella, il cantante, erano figli di americani. Mm. Lui di un afroamericano e invece Mario di un indiano. Sì, Due soldati, insomma, un Cherokee. sappiamo la storia della guerra, insomma, del 45. Sì. Infatti erano nati tutti e due, solo che James abitava a Miano e a pochi metri, cioè 500-600, ma nemmeno un chilometro, abitava Mario a Piscinola, che è Mm. una zona più alta di Miano. Insomma, questi stavano nella stessa zona, si sono incontrati, hanno fatto gli showman e poi ecco quel sound che loro hanno dato agli showman, che loro venivano dai night club. Sì. Cioè, ha fatto i night club con i quattro pure con altri personaggi che facevano i night club in tutta Italia. Infatti lui suonava a Rimini, Riccione all'epoca. Il lavoro, oggi si parla di tournée, ma il vero lavoro dell'epoca era, a meno che tu non eri un nome, Mm. era suonare nei night club.